vediamo se riesco a fartelo vedere. Questo è il tramonto, starò qua per un 20 minuti e nel mentre parlerò un po' del mio parere sulla fibromialgia. Oggi una mia cliente mi ha scritto un messaggio che sta migliorando con il programma, che sta seguendo, sta anche lei soffrendo di fibromialgia e sta migliorando, ma il suo mindset è migliorato anche, nel senso che, non ha creduto a quello che i dottori le dicevano che la fibromialgia è una questione che ti devi tenere come se fosse una sentenza a vita. Questo che le dicevano questi dottori sono purtroppo dottori che non si sono informati, che mi spiace veramente sentire ancora nel 2024 dottori che parlano di fibromialgia quando neanche ce l'hanno avuta loro la fibromialgia. È vero che non è che puoi aver tutto sul tuo corpo per parlarne. Io stesso di fibromialgia non ce l'ho avuta, non ce l'ho, poi a parte che è un'etichetta, però quello che ho visto con i miei occhi, che certe persone che ho seguito, ma anche persone che non ho seguito, che hanno seguito semplicemente un metodo o una terapia mente-corpo, sono guarite dalla fibromialgia. Cosa quindi vuol dire guarire dalla fibromialgia? Vuol dire che questi dolori diffusi non te li devi tenere a vita e che il dolore, una volta che hai capito da dove arriva, che è dal sistema nervoso e quindi da un sistema emotivo, da uno stile di vita, ehm, che ti sei portato dietro da decenni probabilmente, è andato in ipersensibilità. Questa identità, io ho la fibromialgia, è un'identità che bisogna disintegrare. Questa identità del fatto che tu tieni la fibromialgia, cioè che tu senti che è dentro di te. In realtà tu ne soffri, non hai la fibromialgia. Io nel mio canale YouTube una delle prime interviste che ho fatto è stata proprio quella con Jessica, una mia cliente che è riuscita a guarire dalla fibromialgia. C'è sempre quello che ti dice: ma lei, perché forse era troppo è giovane, io poi alla fine ho 50 anni, lei ne ha 30, ecco perché è migliorata." Però ci sono anche persone che hanno 40 anni, 50 anni che migliorano con la fibromialgia. Poi togliamoci in mente il fatto che lamentandosi si migliorano le cose. Se tu pensi che non guarirai mai dalla fibromialgia, non guarirai mai da fibromialgia, punto. Se vuoi quindi circondarti di persone che ti diranno: "Non guarirai mai dalla fibromialgia", ce ne sono miliardi, okay? Ora non so in Italia quanti sono le persone che soffrono di fibromialgia, ma sono tantissime. Sono sono sicuro che, siamo sui 2 su 5 che soffrono di dolori cronici in Italia, 2 su 5 persone. Cioè tu hai un gruppo di 5 amici, probabilmente 2 persone di queste soffrono di fibromialgia e non te lo vengono a dire probabilmente. Io ho conosciuto una mia amica anni prima che mi dicesse: "Io soffrivo di fibromialgia". È una malattia fantasma che ci si tiene dentro e non si divulga molto. E poi se andiamo a vedere su Facebook, no, ci sono tantissimi gruppi di Facebook dove io ho cercato di dare la mia, ho cercato di dare una mano per quello che so e dire e informare che il sistema nervoso può andare in ipersensibilità dopo traumi psicofisici. Il trascorso di una persona che io ho visto che ha fibromialgia, quello che ho notato io è una persona che rispecchia tutte le altre persone con dolori cronici. Io stesso ho avuto dolori cronici per anni e io sono ho una personalità diciamo di un certo tipo e guarda caso tutte le altre persone che soffrono di dolori cronici hanno personalità molto simili alle mie. Questa cosa è una lampadina che ti dovrebbe fare accendere, è una lampadina che ti dovrebbe dire che c'è qualcosa di più del corpo, c'è qualcosa di più della mente. C'è quindi questa connessione mente-corpo che gestisce tutto. Ci sono questi pensieri
che creano un sintomo e non è colpa tua se il sintomo è lì. Non ti fare una colpa se hai la fibromialgia, se soffri di fibromialgia. Non ti fare una colpa se non riesci a risolvere la fibromialgia. Non ti devi fare una colpa per niente, perché alla fine tu sei il risultato di tutto quello che ti hanno detto. Ora, è il risultato di tutto quello che hai pensato. Ora, per guarire dalla fibromialgia, ma anche da qualsiasi altro dolore cronico, bisogna cambiare identità. Per cambiare identità ci vuole una decisione. La decisione di non ascoltare prima di tutto tutti questi pareri negativi che ti dicono che una cosa non si può guarire. Io credo che qualsiasi cosa si può guarire se vogliamo, veramente. Ora non entro in merito a problematiche gravi, non mi sento non mi sento una persona che può dire puoi guarire dal cancro, dal tumore, anche se in realtà ci credo fortemente che si può guarire da queste condizioni anche, e ci sono persone che sono a fianco a noi che guariscono da queste condizioni, quindi perché non bisogna guarire da una condizione come la fibromialgia? Il problema è questo, che le persone cercano il sussidio economico se soffri di fibromialgia, ma ti capisco che se non riesci ad andare a lavorare, se non riesci a fare le tue cose, se hai una famiglia da mantenere, vuoi il sussidio perché non puoi lavorare. Ma dobbiamo capire che entri in un meccanismo di vittima. Tu non sei la vittima, tu non devi fare la vittima, perché non la sei. La responsabilità quindi per te è di usare il tempo che hai a disposizione per leggere, informarti che esistono possibilità di guarigione. Quindi circondati delle persone che sono già guarite. Chiedi come sei guarita, cosa hai fatto. Non guardiamo quindi i gruppi Facebook che ci dicono: ma voi come fate per prendere il sussidio? Come fate? L'hanno preso il sussidio? Ve l'hanno dato il sussidio? È veramente triste, ragazzi. È perché quel sussidio alla fine ti fa creare, ti crea quell'identità di fibromialgica, e non ne esci più perché tu hai il sussidio, tu sei quella cosa. È difficile entrare in questo meccanismo di cambiare l'identità, lo so, non sto dicendo che bisogna guarire dal giorno all'altro, e poi la guarigione alla fine è molto soggettiva. Se tu hai degli alti e bassi, come è stato per questa mia cliente che ha iniziato da una settimana circa il metodo Neurobalance, questo metodo le ha fatto capire che non c'è solo qualcosa che deve capire, ma c'è qualcosa che deve fare nel giorno, e questa abitudine si mantiene dopo un po', è un'abitudine. Quindi queste meditazioni, questo fatto di esprimere le nostre emozioni, qualsiasi esse siano, e non è una questione di pensare positivo, è una questione o di non pensare negativo. Se pensi negativo, esprimi quella negatività, nel senso non te la tenere dentro. Io sono uno che si tiene dentro le cose. Se mi incazzo, preferisco non dire alla mia ragazza una roba che le può fare male e me la tengo io. Però è vero che poi dovrei scriverla quella cosa lì, o dovrei processarla, invece me la tengo. Questo è quello che accade nei fibromialgici, che si tengono le cose, e anche qui non dovrei fare tutto in erba un fascio. Dovrei parlare di persone che soffrono di dolori diffusi. Parliamo di persone che soffrono di dolori diffusi. Togliamo questa etichetta fibromialgico. Però alla fine se tu dici io soffro di dolori diffusi, ti dicono ma che è? Dove? Nelle giunture, nelle tue articolazioni. Comunque ragazzi, adesso sono passati 9 minuti. Ho paura che, come è stato questa mattina, che stavo facendo un video in questo bellissimo posto, il telefono si è spento perché è andato in overheating, cioè praticamente è andato, come si dice in italiano, il calore è andato sopra il dovuto, ok? Non mi viene in mente adesso la parola esatta in italiano, e quindi si è spento immediatamente il telefono. Ecco, probabilmente questa cosa che vi sto dicendo ha un senso. È un esempio che dovrebbe darvi un'idea del come ragiona una persona che reprime. E probabilmente sei tu una persona qui davanti che stai guardando questo video. Praticamente è successo questo: io stavo facendo un video, stavo facendo un video sulla meditazione,
come imparare a meditare, su cosa devi fare per imparare a meditare. Un video che uscirà probabilmente nei prossimi giorni su YouTube, nel mio canale, e se ti interessa guarda i prossimi video lunghi. Cosa dicevo? Dal 70% il telefono si è spento. Io ero sudatissimo, c'erano 30 gradi già alle 9 di mattina. Sono qui in Sardegna, fa caldissimo in questi giorni ed è normale. Però dopo 2 o 3 prove che avevo fatto per registrare questo video non vedevo l'ora di finirlo e al 70% si è spento. E ho detto: "Madonna, cioè lo volevo veramente fare 'sto video, volevo finirlo". Avrei voluto gridare, avrei voluto dire un sacco di parolacce, un sacco di roba, non l'ho fatto. Me la son tenuto, sono arrivato a casa, frustratissimo, stressato. Cosa ho fatto? Niente. Non ho processato quella cosa lì. Non ho processato quella rabbia. Come la dovevo processare quella rabbia? Potevo esprimerla con chi mi stava intorno. Però il fatto di non essere capito non mi ha fatto esprimere quella roba là. Quindi ho detto: "Niente, me la tengo". Però queste emozioni, questi pensieri girano dentro il tuo inconscio, girano dentro il tuo cervello, rilasciano degli ormoni stress, cortisolo e altri, creano microtensioni muscolari momentanee, creano microinfiammazione dei tessuti e quando arriva 2 giorni dopo, 1 giorno dopo, 3 giorni dopo, 1 settimana dopo, un dolore magari allo stomaco, uno pensa: "Ah, mi sa che ho mangiato qualcosa che mi faceva male. Ah, sarà quel colpo di freddo che ho preso questa notte che non ho chiuso la finestra per dormire". Non pensa che era collegato a un fatto che, è successo qualche giorno fa, questa rabbia repressa. Ora non vuol dire che ogni rabbia repressa vuol dire un sintomo, okay, però se queste cose vanno avanti per anni, arriviamo ad avere questi sintomi cronici, come la fibromialgia, che non arriva da un trauma fisico, arriva da un costante trauma psicofisico, dato da azioni, pensieri, reazioni del nostro inconscio e conscio. Fin quando non prendiamo consapevolezza di questo meccanismo e diciamo: "Okay, adesso io sono qua, cosa devo fare?" Perché tutti mi dicono: ma alla fine cosa devi fare per guarire dal dolore cronico?" Devi studiare come funziona il tuo sistema nervoso e come influenzare il tuo sistema nervoso ogni secondo del tuo giorno. Come? Con la meditazione, il movimento fisico graduale, l'ipnosi, l'autoipnosi, sempre meditazione è. Quindi le 2 branche, quando dico branchie mi dicono: "No, ma quelle le branchie sono quelle là dei pesci". Le branche, diciamo gruppi dai, dei gruppi di pratica che devi fare sono la meditazione, il movimento fisico e l'espressione. L'espressione come la fai? Con la scrittura espressiva. Ve lo dico, è un lavoraccio. Tu cosa vuoi fare? Vuoi tenerti la fibromialgia per il resto della tua vita veramente? Che ti ha dato questa bella oppure vuoi seguire altri dottori, altri terapisti, altri liberi professionisti che hanno studiato questi meccanismi, sono pochissimi in Italia, e ti dicono: "Questo è quello che bisogna fare. Questa è la guida". Se non vuoi farlo da solo, hai una guida oggi. In Italia ce ne sono, qualcuno c'è, se non vuoi affidarti a me. Se vuoi affidarti a me, io sono felice di farti una consultazione e vedere se tu sei adatto a me, perché io prendo 2 o 3 clienti al mese, non di più, e questi 3 clienti comunque devono essere adatti a questa tipologia di terapia, non è adatta a tutti. Certe persone sono lì nel mezzo, okay, sono lì che dicono: "Okay, probabilmente fa per me, probabilmente non fa per me". La diagnosi non te la faccio io, te la fa il dottore,
Quindi il fatto avere la sentenza di essere un fibromialgico te la fa il dottore dopo questi stragiri che avrai fatto o farai, perché purtroppo bisogna fare gli stragiri per arrivare a una diagnosi del genere. E sinceramente io non mi preoccuperei di avere una diagnosi per guarire, cioè non ti serve avere una diagnosi per guarire. Puoi guarire senza diagnosi. L'importante è avere un qualcosa in mano che ti dica non stai morendo, non è un qualcosa di terminale. Sei fortunato se soffri di dolori nociplastici cronici. Daniele Bevilacqua, per esperienza mia la meditazione e la preghiera sono importanti. Assolutamente, Daniele. La meditazione e la preghiera sono praticamente la preghiera, se uno va a pensare, è la meditazione. È un atto meditativo. Quando sei in preghiera il tuo cervello inizia a vibrare e dare segnali in modo diverso rispetto a quando sei nella vita, cioè nei momenti di tutti i giorni. Ed è diverso dal dormire, perché molte persone dicono: "Ma io se vado a dormire allora le mie vibrazioni sono di diverso tipo, dovrei guarire, no?" No, mentre che dormi si mette in meccanismo il tuo subconscio e quel subconscio ha degli schemi. Quegli schemi sono ripetuti giorno dopo giorno, in base a quello che è successo nel giorno e in base a quello che è successo nel passato. Quel passato potrebbe avere veramente etichettato o messo una cicatrice sul tuo subconscio. Pensiamo ai traumi psicofisici di ogni tipo, qualsiasi tipo di trauma, anche grande o piccolo che sia, può essere anche piccolo, un atto di bullismo, una persona ti ha detto una cosa e ti ha detto ma perché parli così tanto? Magari sei una persona molto estroversa, quella persona ti ha detto: "Ma perché parli così tanto?" E tu te la sei presa, magari avevi 9 anni, 7 anni, e da quella volta tu non hai più parlato così tanto, non hai espresso le tue cose che dovevi dire. Questo è successo alla mia ragazza, che anche lei ha questo piccolo trauma quando una persona le dice: ma non essere così esuberante", come faccio io magari con lei. E dico: "Non essere così esuberante, calmati, è troppo, dai stai calma, non essere così". Lei si incazza da belva, perché è un piccolo trauma quello rivede e rivive. Però una volta che l'ho capito, l'ha capito lei, non se la prende più e non me la prendo neanche più, quindi do lo spazio a lei di essere con me. E quello è il modo di guarire, essere te stesso alla fine. Quante persone dovrei smentire quando sento: ma il mio dottore mi ha detto che la mia fibromialgia, ma il mio dottore mi ha detto che ho quell'ernia, è per quello che ho dolore." Va bene, tienitelo, cosa ti posso dire? Tienitelo. Quindi se tu fai 100.000 giri, quello ti ha detto quello ti ha detto quello ti ha detto l'altro, e vuoi una conferma da me, io ti dico quella che penso io in base al tuo storico. Se non ti fidi neanche di quello che ti dico io, stai nella vittima. Quindi alla fine tutti ragione, no? Chi alla fine ragione? Chi guarisce. E io posso dirti la mia sul dolore cronico pelvico e dolore cronico alla cervicale. Poi ho studiato, ho fatto le mie ricerche, ho fatto i miei test, ho conosciuto tante persone che son guarite, ho conosciuto tanti terapisti che fanno lo stesso mio lavoro all'estero e ho detto: "Ma perché non farlo in Italia?" Ma lo sapevo che c'era una grande resistenza, perché in Italia quando parli di energia, quando parli di psicologia, quando parli di cose che nessuno ne parla, c'è sempre qualcuno che dice: "Ma chi cazzo sei tu? Ma chi sei tu per parlarne?" Quante volte mi son sentito dire: "Ma tu ce l'hai la fibromialgia? Perché ne parli? Se non sai veramente cos'è." Una volta mi hanno detto addirittura, perché io ho cercato di spiegare i meccanismi fisiologici della fibromialgia, del dolore cronico, per come io li ho studiati e per come la neuroscienza oggi spiega, non è che poi alla fine è la parola di Alessio Veneziano. Ci dicono che ci sono dei meccanismi fisiologici a livello del cervello che
fanno scaturire questi sintomi, e questi sintomi possono perpetuarsi per tutta la vita se vuoi, se non sei tu a prendere in mano la tua spada e dire: "Okay, adesso basta. Qualsiasi cosa mi hanno detto non ci credo più. Iniziamo da oggi, da zero. Cosa devo fare? Sono pronto a cambiare la mia vita oggi, perché non c'è domani, oggi. Se aspetti domani è già finita, è oggi, domani sarà di nuovo oggi, non sarà domani di nuovo, eh. Comunque dai, 20 minuti, il sole qua è a questo punto, mancheranno forse un'altra oretta prima del tramonto. Sarò qua a guardare il sole fino a che cala, probabilmente. Caldissimo, caldissimo, però che vuoi fare? Non posso lamentarmi. Questo è il mare che mi circonda ogni giorno. La natura è quella che mi dà di più di tutto. La natura non mi ha mai lasciato. In qualsiasi posto io sono stato, ho sempre pensato che non ero da solo perché avevo la natura. Un giorno magari farò anche qualcosa sui viaggi che ho fatto, che mi hanno dato tantissimo. Non sarei qui a parlare di fibromialgia se non avessi fatto i viaggi che ho fatto. Al di là della fibromialgia, poi in generale. Ragazzi, grazie mille per seguire questo video. Veramente per me è un onore essere qui davanti a YouTube e parlare di queste cose. Tra l'altro volevo anche informarvi che nei prossimi giorni farò più video. Cercherò di sfruttare questo tempo che ho in più in questi giorni per creare più contenuti, per dare più valore a quello che ho da dire, a quello che le persone hanno da dire che son guarite, e quello che la neuroscienza ci vuole insegnare. Quindi ragazzi, l'ultima cosa, non ascoltate persone che non ne sanno nulla e che non sono nella situazione in cui voi desiderate. Non ascoltare la persona che, se tu vuoi diventare un imprenditore, per dire, non puoi ascoltare un dipendente, non puoi chiedergli un parere, cosa devo fare per fare questa azienda. Io voglio fare un'azienda, voglio fare vorrei avere un centro dove le persone possono entrare e fare le pratiche, queste qua che io faccio online. Voglio avere un team che insegna queste pratiche a tutti gli altri terapisti che vogliono fare queste pratiche, perché c'è molto bisogno e ci serve la scienza legata alla neuroscienza, alla nuova neuroscienza, cioè ci servono le università legate alla nuova neuroscienza, appunto. Anche la spiritualità, perché è quella che alla fine comprende tutto. Gli esseri spirituali, se non credi che c'è qualcosa ulteriore a te che ti manda avanti, non è difficile. Però poi lì la religione, non parlo di religione, non parlo di altre cose, perché poi ognuno c'ha le vedute. Ragazzi, grazie ancora per ascoltarmi e ci vediamo presto. Alla prossima. Ciao, buona serata.